Ragazzi, oggi la giornata è terrificante. Oggi è stata una giornata abbastanza stressante per me perché c'ho un pochettino di cose per la testa, ma soprattutto perché il carissimo Claudio Casisa sta cominciando a mettere un pochettino di ansia. Ragazzi, siamo nella merda. Ragazzi, dobbiamo lavorare! Io mi sto cagando sotto. Vi prego, ragazzi, vi prego. Dai! Facciamo qualcosa. Loro sono tutti tranquilli, Andrea è tranquilla, Salvolino Auto, il regista è tranquillo, Ernesto Merapotta è tranquillo. Io mi sto cagando di sopra. Allora, intanto siamo partiti oggi con Andrea che è arrivata in ritardo. L'appuntamento era alle 4 e lei come una vampa arrivò alle 4:30. Con questi occhiali. Bacio! Mio fratello fa l'ottico, quindi ho sempre degli occhiali nuovi. È un problema? Gratis. Mio fratello fa l'andrologo. Poi passiamo ore e ore a cazzeggiare, ore e ore a cazzeggiare. Io dico va bene, pure io, però i tempi stringono. Che ne pensate se iniziamo a lavorare? Sono lo zimbello di tutti i giocattoli. State parlando mentre io leggo. Mi state sentendo? Sì, smoking, io sempre smoking. Se voi mi date degli spunti io posso scrivermelo anche da solo, ma non so dove farlo parare. Farlo parare nella Juventus. Che poi tu tieni il pigiama. Mi è ruttato in faccia. Però oggi è andata bene, ancora lo spettacolo non è pronto. E penso che sarà pronto 2 o 3 giorni prima di debuttare, con delle cose che magari non proveremo, però questa cosa Claudio non la dovrà sapere mai, che io sono sicura che non proveremo tantissime cose. Debuttiamo il 23 ottobre, abbiamo 20 giorni e ancora dobbiamo finire di scrivere, dobbiamo finire di provare, ci sono cose da... Anzi, c'è un macello. Questo è il fischio, penso. Questa è un'altra cosa bellissima e possibile. Il fischio più sentito del 2014. E comunque a me piace Action Man. Minchia che buono Action Man. Ma cosa sono quei muscoli? Ma che cosa gli fa? Ma quanto sangue mi fa Action Man? Nel senso che ti fa venire il ciclo? No, nel senso. No. È orrenda, Claudio, leva. Io sono splatter, no? Tu leva questa cosa. Domani è un altro giorno, ricominceremo a scrivere, a provare, insomma, e a mettere, insomma. Questo può dire Barbie sempre. No, mi sono imbambolata. Cazzo! Cioè, però ovvio. Barbie, oh! Barbie, con te sto mi sono imbambolata. Vabbè, però ci vediamo dal 23 ottobre al 2 novembre al Teatro Agricantus con questo spettacolo che prima o poi verrà fuori dal titolo Vietato ai maggiori. Ciao ragazzi, pregate per noi.